Siamo arrivate a Morlaix, la cittadina all'interno, non sulla costa, ma viene descritta come una città caratteristica molto bella, con molte case a graticcio, ma soprattutto la cosa più importante è che c'è un viadotto all'interno della città che la domina in un certo senso. Morlaix è un comune del Finistère nel nord-ovest della Francia che conta circa 14.700 abitanti. Custodisce un fascino antico grazie alle incantevoli case a graticcio, il grande viadotto che la attraversa e i suoi vicoli pittoreschi. Il grande viadotto ottocentesco, miracolosamente rimasto illeso nei bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale, è un prodigio di ingegneria. Questo edificio mastodontico attraversa il cuore storico della città e i suoi numeri sono da capogiro. Alto 58 metri, lungo 292 metri, ha 14 archi superiori e 9 inferiori, e fu eretto in 2 anni e mezzo, tra il 1861 e il 1863. Il piano superiore è destinato alla linea ferroviaria Parigi-Brest, mentre il piano inferiore è aperto ai pedoni. La chiesa di Saint-Mélanie è un luogo di culto cattolico del XV-XVI secolo, costruita tra il 1489 e il 1575. L'interno della chiesa contiene una bella vetrata della Crocifissione, l'altare dei trapassati, numerose statue dei secoli XV, XVI e XVIII, e una fonte battesimale barocca del 1660. La chiesa è sovrastata dal viadotto ferroviario. In queste vie possiamo ammirare le numerose case a graticcio presenti a Morlaix. Ecco, Morlaix per me sembra una città di trade union tra la cultura francese e quella inglese, perché ci sono molte case in stile che noi diremmo Tudor, no? Cioè con queste strutture strette, alte, molto incasellate, incastrate. Nello stesso tempo però ha delle dolcezze del continente, la struttura delle strade, i vari negozi. Adesso ne abbiamo appena passato uno che si chiama arte terapia, per cui chissà che cosa vuol dire, cosa faranno in questo negozio, insomma, interessante. Abbiamo trovato anche una creperie della Fata Morgana. Sì, era chiusa, fermé, ma Era chiusa però. la Fata Morgana c'è. E abbiamo anche visto un negozio che di tattoo, di tatuaggio, Moriarty, che era il nemico ufficiale di Sherlock Holmes, per cui le connessioni inglesi ci sono. Quella era la Rue Haute, adesso siamo nella Rue Basse, quella direi che più che alto basso è la direzione, no? La chiesa di Saint-Mathieu fu costruita tra il 1822 e il 1827, ad eccezione del campanile, molto più antico, che risale alla metà del XVI secolo ed è classificato monumento storico. Purtroppo la chiesa era chiusa, per cui non è stato possibile visitarla all'interno. Morlaix combina meravigliosamente il suo patrimonio storico con l'arte degli affreschi urbani. Dopo l'incredibile entusiasmo del pubblico e dopo aver suscitato l'interesse dell'intera regione della Bretagna con la seconda edizione del tour Graffiti nel 2020, l'arte di strada è diventata una meta imperdibile anche per i turisti.
fronte a noi abbiamo il viadotto, proprio nel mezzo della città. Questo è il porto turistico di Morlaix. Che non si vede molto. Morlaix è una cittadina molto originale, abbiamo già detto anche che è un po' un trade union con l'Inghilterra, ed è costruita su 3 colline, per cui in realtà la cittadina è un saliscendi, di scale, di discese, di salite, perciò scarpe buone e buona voglia di camminare. Cosa stiamo bevendo? Sidra. Non è birra, eh? Non è birra, è sidro. Sidro. Salute. Da Morlaix ci siamo trasferiti al faro Les Mines Rouges per vedere il tramonto. Stiamo approcciando il faro, fra poco lo vedrete in tutto il suo splendore. Eccolo qui il faro. Il faro di Ploumanac, ufficialmente faro Les Mines Rouges, che in bretone significa pietra rossa, è un'imponente costruzione situata nei pressi della costa di granito rosa. Si contraddistingue per la scelta dei materiali che rispetta le cromie del territorio circostante. Alto circa 15 metri, con una elevazione complessiva rispetto al livello del mare di 26 metri, ha una portata di 12 miglia marittime a luce bianca e 9 a luce rossa. È collegato alla terraferma da un suggestivo ponticello. Il primo faro di Ploumanac risale al 1860. Distrutto nel 1944, fu sostituito dall'attuale edificato nel 1947. Non so se riuscite a sentire la mia voce a causa del vento. Incredibile. Adesso si è calmato un po'.